Un convegno molto interessante con il quale abbiamo preso due piccioni con una fava: l'idrovia come opera che mette in sicurezza il territorio della provincia di Padova e di Venezia, l'idrovia come motore di sviluppo per riconvertire la zona industriale di Padova a sistema logistico in abbinamento con il nuovo sistema portuale che prevede il terminal offshore a Venezia per ottenere un trasporto merci molto più importante di quello attuale, e quindi da qui nasce la possibilità di creare occupazione, creare sviluppo e riconvertire un sistema produttivo che ha bisogno di una prospettiva europea per poter uscire dalla crisi. È un investimento che si ripaga solo con i danni che andremo a risparmiare da rischio idraulico di questo territorio. Abbiamo già speso più di 600 milioni di euro nel 2010 con l'alluvione che c'è stata. L'idrovia permetterebbe di evitare un rischio idraulico in futuro. Presidente Costa, oggi è un convegno importante sull'idrovia Padova-Mare. Numerosi sono i punti che avete toccato. Quelli che ho toccato io sono la occasione che si ripropone di far sì che anche Padova diventi una specie di porto interno o di luogo del grande porto della laguna di Venezia incentrato su Venezia. Questo perché, dovendo uscire dalla laguna per ricevere navi più grandi e quindi dovendo costruire una piattaforma d'altura a 8 miglia in mare, in Adriatico, da lì possono partire queste navi traghetto che vanno su e giù, che portano delle cassette che contengono i container oppure delle chiatte fluviali, e che consentono di raggiungere e di mettere in valore dei terminali a terra a Marghera, a Chioggia, a Porto Levante, a Mantova, finora. E perché no? Se Padova riterrà di entrare in questo sistema, se la Regione, lo Stato, il Comune, chiunque decidesse di entrare in questo sistema, può benissimo farlo. Noi abbiamo verificato che se si porrà mano, si completerà l'idrovia Venezia-Padova, adattandola anche a chiatte di classe quinta, che è il sistema che mi pare il progetto che sta facendo, in modo da affiancare questo obiettivo di trasporto a quello di scolmatore e di impianto fluviale, bene, questo potrebbe soltanto essere un vantaggio sia per Venezia che per Padova. Professor Dal Paus, un convegno importante sull'idrovia Padova-Mare. Numerosi sono stati i punti toccati, lei ricordava meno rotonde, più sicurezza. Beh sì, più opere idrauliche, perché credo che la priorità del Veneto oggi come oggi sia questa. Potremmo anche sopportare di avere una strada in meno, ma magari una cassa di espansione o un invaso in più. La politica deve prendere le decisioni. Purtroppo in questi lunghi anni, dopo la famosa piena del 66, di decisioni non si è avuto il coraggio di prenderne.